Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla 19ª giornata del campionato di Serie 2 di Futsal Girone B. Al Paladante arriva la seconda forza del campionato, il Ciampino. Numero 8 c'è Casu, c'è Pazza, la suolata di Pazza, la conclusione, la chiusura per il Ciampino è Reali, mentre adesso la conclusione dalla distanza, ancora dall'Onder, fermato da Renan, può andare Renan, 1 contro 1, Renan, la suolata, viene fermato ancora da Tomaino. Riparte il Ciampino, palla sul secondo palo, Lelè, la deviazione ancora Zanata con Casu, pallone giocato ancora da Dall'Onder, male per Lamas, ancora Lamas, 1 contro 1, salta il diretto avversario, calcia verso la porta per il Città di Sesto, adesso Angelo Casu, palla messa in mezzo, Lelè ancora ribattuta, palla che rimane là, ancora Casu col sinistro, incrocia per Pire, ancora Pire dentro tra le linee per Renan, Renan cerca e trova ancora Cau che prova lo sputo con la destro, adesso Lelè dalla distanza, Zanata. A livello offensivo come Dall'Onder queste partite non rimarrebbero ancora sullo 0-0. Sì, Dall'Onder cerca l'imbucata, poi arriva Zeni che può andare a Zeni con la destro, la conclusione, c'è il fallo, un uomo in barriera, Casu parte Dall'Onder, la finta, poi c'è il destro sul palo scoperto da Fabrizio Zanata, rimane fermo in barriera. Adesso pallone dentro la sponda, arriva il destro, l'appoggio per Lamas, c'è libero Cau che riceve il tunnel di Cau che poi va tu per tu, lo scavetto e la gran giocata di Andrea Cau, perso da Andrea Cau che non può commettere fallo perché è già munito, pallone giocato per Zonta, ancora Cau, la palla rimane là, la sfortuna per il Città di Sesto in questa ripartenza, ma arriva il raddoppio per il Ciampino. Rosati perde il contrasto, 3 contro 2, ancora Lamas, la palla dentro, c'è il tocco sotto misura, Lamas ancora doppia respinta all'ultima sulla linea, poi c'è l'intervento, adesso Pina verso Dall'Onder, poi Lamas, il tunnel, Cau può andare via, 1 contro 1, ancora Cau, c'è libero tutto solo il compagno di squadra, potrebbe provare lui il sinistro, pallone invece giocato per Lamas, c'è la girata di Pire sotto misura dopo il tocco di Lamas all'interno dell'area di rigore. Il quintetto riproposto, o meglio i quintetti riproposti dai due tecnici, arriva il 3-1 subito su rimessa laterale con il destro sotto misura di Dario Lopez, il dribbling, si porta il pallone sul sinistro, poi Dall'Onder, il tocco sotto, ancora il pallone all'interno della rigore, c'è il raddoppio, o meglio la doppietta personale per Lelè ed è il 4-1. Adesso Pina, ancora pallone dentro, arriva Zanata fuori dalla propria area di rigore, la conclusione di Lelè salvata sulla linea da Renan che va via molto bene al diretto avversario, ancora Zeni con Lelè, lo ferma Lelè, poi c'è la ginocchiata di Azzeni su Tomaino, c'è il rosso per Asquer, un altro rosso, adesso dentro Terlizzi col destro, c'è il gol di Capitan Terlizzi ed è il quinto. Casu col sinistro, Lamas dentro la di rigore, c'è il gol di Lamas con la finta col destro e poi il tocco sotto misura dove Tomaino non può arrivare, fermato tutto regolare secondo il direttore di gara, ancora la sterzata, la finta, Lamas capisce tutto, poi c'è la conclusione di Zonta con il Ciampino che può ripartire, palla intercettata, adesso Lamas salta molto bene e poi può servire Renan, arriva il passaggio di Renan e c'è il gol ancora di Renan per il 5-3 del Ciampino. Ancora Pina, pallone fuori, c'è Terlizzi libero, calcia Pina, adesso Lamas per Cau, il dribbling di Cau, il destro di Cau sul palo lontano e la gran giocata di Andrea Cau dopo quella del primo tempo, con interessamento del crociato posteriore del ginocchio destro, mentre adesso Zanata si distende in tuffo, lancio lungo, Lelè di testa, palla che arriva e poi c'è l'intervento di Zanata, rosso anche per Zanata, un calcio di punizione, Dall'Onder calcia e trova subito il palo lontano per il gol, poi la ripartenza ancora con Cau che vince il contrasto, poi c'è il tocco sotto misura di Lamas, il pallone dentro Cau per Casu, la conclusione con il sinistro, ancora Tomaino.
La difende, pressato da Terlizzi, poi arriva il sinistro di Casu, deviato Terlizzi, c'è l'intervento di Casu per Lamas, ancora Lamas, salta il portiere, c'è il quinto gol per il Città di Sesto. Ancora pallone dentro, dove Dall'Onder cerca di liberarsi, pallone dentro per Pina, Dall'Onder, e arriva la doppietta anche per l'ex giocatore della Città di Sesto, che non esulta, ma termina qui l'incontro con la vittoria del vice capolista Ciampino, con il risultato di 8-5 contro un ottimo, direi, anche Città di Sesto.